Salute a todos e benennidos. Cada anno timmimus chi bappa paguzente e poi invece stocca da essere emozionato so gazzente piglia a me. Questo è sue gimbe appuntamentos che comente campos abbiamo organizzato e che abbiamo gramato musas e terras. Musas non va bisogno di spiegare, ma terras che narrare proprio a zigu tutto su chi noi faccimus. S'attaccamento che non zuna tende a sa terra sua, ma su confronto che in sa terras tradiziones e sa terras terras. Su primo anno fu dedicato a sa poesia cantata, a Bivini, Mammento, sol fradile nostro, scorsicanos, Bivini sos argentinos, che salghiterras, e sos poeta nostros. Una cosa bella meta che Bivini si la da aumentare. Sue 2 annos l'hanno dedicato a Sossonol de su connotto. Fidis anno che vimmo il bessende dai suoi, l'hanno fatto in una maniera differente, non fimmo sino che non vi finsa sala sorena, fimmo su museo del costume, de Nugoro, de Sisre, una parte de sos cantadores e sonadores e una parte in Castello, sus studios de Ottavio Nieddu, Mammento. E fimmo collegati, ma non vai a pubblico. Stando da Enes Umantessi come partecipazione della gente che ha dato online o in televisione. Questo cado Sossonol de ballo, a tutta la musica per ballare, chi tenimmus e chi tene in altro popolo puro. E l'ha mostrato a fare in presenza. E siamo stati tutti contenti il meda, non solo possa suonare al Mavinza spoidere che Gallo in Sardegna non pezzi si suona e si canta, ma si balla puro, grazie a Dio, che sono strumento il nostro. Su e battoranno che hanno passato in Nugoro, in Seliseo, su Teatro Eliseo de Nugoro, dedicato a su canto de s'anima, a sa spregatorias. E o canno pure è stata una cosa emozionante. Per noi de campos questo sabboios tenen un valore che chi non veste in intro non creo che lo possa intendere a vero e te che ne narrere. E o canno è dedicato a su tempo schimuta, ma su tempo non è schimuta come è il mutato sempre, su tempo non barra mai firmo, questo clinammo su tradizione, pensiamo a volte che è una cosa del suo passato, che appartiene a un tempo il morto che non v'espruso. Ma non è vero, questa tradizione esiste di che è via. Su chi non è bene da noi non è tradizione, è un ammento. Ma su chi noi il facciamo, su chi noi il viviamo, su donzi die facendo questa musica nostra, è il bio. È una cosa che cambia, che muta, che in suo tempo è tutto, come mutano le generazioni. Noi il de Campos, chi siamo in fondo? Sonadores, cantadores, che si fanno protagonistas della musica isoro. Si fanno protagonistas non pezzi come cantadores e sonadores o poetas, ma vinzas come operadores culturales, gente che le ha di mano su destino di questa musica, di questa cultura musicale e poetica che teniamo. E canto semmus, noi artes, siamo meda, 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 meda. Milli, un numero basso. Ma in intro del Sassozio, come siamo un numero di questa mannaria, uno il milli, il meda. E in intro di questo il milli, potete spessare, che sono
totus albideal differentes, totus al maneral de abbaidare a suvvaghere, chi donzune de noisi tene de vos storia sua personale, de sa ida sua, de sa famiglia sua, de sa pensadura, de si scola. E tanto agattammus a beru tutto in intro de questo assozio nostro. E se arriviamo oggi a presentare San Nou come ente sinardo in sardo, l'innovazione, a contare itte scambiato, itte ammutato in questo tempo moderno e su vaga musica in Sardegna, e scatenimmus in intro di questo mondo che si narra a Campos, tenimmus un montone di gente che è sempre inventando cose al no, al musica, al no, adattende a tradizione, su connotto, a sostempo di oggi, adattende sull'imbazzo dessa musica nostra, dessa poesia nostra. Questa è una limba musicale, poetica, una maniera di arreionare, ad attendela a sostempo il moderno, a Saboiu o a Tobiu, che in sasattera al musica se sasattera scultura al musicale. Questo l'hanno sempre fatto, so sardo, non è che lo siamo facendo come. Oggi forse si de bruso, ma è stato fatto sempre, come te a si vinza a scoprire bella bello in sandare di questa serata. E tanto io agatto giusto meda che in intro di questa assozio, ma in intro di tutto il mondo della cultura poetica musicale sarda, bisogna un'ala su stale panos. Cudoso non cheglio mudare nulla. L'ammus connottu goi e goi deppe da barrare. Itte balla selfagende dessa musica nostra. Chi narra la sel guastende a un'ala custos, a satterala non potimmus abbarrare frazzicatos e firmoso abbaidende a cara in dai segusu che in abbaidare a da innantis e chircare sa scamminera al no al bellas chi sapere in da innanti il nostro. Tenimmus custo il duo schirroso che si confrontano a cada die, in cada ida, in cada regno che fagimmus. E questa è una cosa che poco mente la do io, è troppo bella. Che permetti di accusta permetti da questo mondo nostro, a questo limbazzo, di seguire a tenere a raiginas, di non che perdere su contatto che in questa terra, di abbarrare raiginato forte, di non perdere questo orizzonte mai, ma vi permetti pure di sannoare, di bocare a noi, di tenere scamba al noas e musica al noas. E questo Satobio scomenta questo di questo zero. Poi te sono emozionato, contento, poi te. Casa fine sto sconto, permettini, a differenza dei giochi che facciamo il donzi die tra noi, che siamo su, noi e noi, nos conosciamo, a voi a sa gente che ischi tutto di questo limbazzo nostro, ma siamo pagos, pago e su pubblico. Un montone di sardos, e questo mi dole di una verità, questo limbazzo poetico e musicale non lo conoscono, non dischini e non tene questa maniera di accurziare, di comprendere, che abbiamo competenze a può comprendere questa musica, tocca da bigrescere a zico. E occasione come questa accurziano gente che mancari a andare a scurtare 3 ore
de ballo sardo so de tenore, io non m'agguanto. Ma no che oie, no, oie è il differente. Che abbattono pubblico teatral musica, besso pubblico di chi li piace su jazz, che magari è spago e tutto, e che a noi è tutto, mica le competenze sin cui pure, non tutto la stenimmus, già su primo. Però in questa occasione c'è obienzo che mi aggrada la musica sarda, ma intendo finza su jazz. Mi aggrada la musica del suo mondo e bisogna sos irlandesi. E un montone di altri sardos che vagano in musica de oie, lende e declinende, come si può narrare. Sa musica nostra. E tanto io vos auguro a tutti quanti so decolare questa ora sparis che noi si godendo bolla sa musica nostra e sa musica di tutto il mondo. Cominciamo che in un gruppo conosciuto meda in Sardegna e finza si fora, grazie a Dio, che si narra da Ballate Voisi, che è un gruppo nugoresu o a Inghiri, a Nugoro, che appartiene a una di queste scambal di annou, di modernità, che si sono pesate in questi anni. Io intanto li narro di entrare e de sisere, so scompanzo del suo gruppo Ballate Voisi. E bolfianende, in Sardegna, in questo ultimo 20 anni pure, è stato florita una maniera nuova di suonare sul ballo sardos. Noi che non essere dai prima, ne vimmo a Reionere in Carlo Boedo, in Nantisi, quando Mondo Vercellino, un suonatore della zona nostra, ha cominciato a girare salbiddas, e so sanno schimbanta, adesso sono il baranta, hanno schimbanta, che ha visto un suonatore che la gente a barriera da buca aperta. E non zida bevinso suonatore del Saida, bivini, ma venia custo da fora e spantaia da tutto. E tanto lo gramaiano donzida. E sono nascito suonatore de sonette che poi sono diventato affamato e oggi è bindata, canto il bindato in Sardegna. Milli, suonatore de sonette, bindato in un montone e bisogna un cusso sconnotto, affamato, come intende Scarlo puro. Chi girano salbiddas, accompagnando sul ballo di Saspratta, sul gruppo folcloristico, che hanno fatto conoscere sul ballo di Donzilogo. E certo, hanno cambiato la musica di Donzida, hanno cambiato la maniera di suonare su sonette, hanno cambiato la maniera finza al de ballare, questo no, bel dai meta. E oggi bisogna questo il gruppo che pone in pari strumento sardoso, percussione non sardas, ma che hanno a galu e permette a un montone di gente appassionata di ballare su ballo sardo. Pari schinissoso, questo zero teniamo un gruppo irlandese. Mirulezzo che sono de saida de Galway, su gruppo si narra Cogar. Gli facciamo un applauso de benennitos a sos irlandesos Cogar. Come in tutta l'Irlanda, la musica è solo il B, me è partecipata per un montone di suonatori in Donzilogo. Però questa zona di Galway è davvero su coro della tradizione irlandese. E siamo contenti di tenere questa gente che noi a suonare pari che noi. E questo zero nos hanno a fare intendere cosa sardas, sonadas irlandesa al de ballos e finza cosa al fatta sparisi, sperimentazione de musica irlandese e sarda posta parisi che poi a sa fine si resessimmus a fare dare su nostro e non che imparammo su resto, siamo apertos a su mondo, non tancados.
zucchero si va, fino a zucchero si balla, ti delle ballende, fino a zucchero si va. Ciao che mio non calla, sta sempre cantante, sta sempre cantante. Ciao che mio non calla, ciao che mio non calla, sta sempre cantante. Ma due chissà se mai, ma bella, 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 ma due chissà se mai.
nanne dumeo, nanne dumeo, mundo ergai, asicutera, asicutera che non torna mai. Siamo in tempo di tirannia, di infamità, di carestia, con nostro popolo scatta che cane, grida le porte che ti lontane. Nanne dumeo, nanne dumeo, nanne dumeo, mundo ergai, asicutera, asicutera, asicutera che non torna mai. Nanne dumeo, so mundo ergai, asicutera, asicutera che non torna mai. E non si tiro senza lontana, pretende farla pari burrana. Hanno capito somara ureato, tutta che poi da impiantato. Nanne dumeo, nanne dumeo, nanne dumeo, ma il mondo ergai. Asicutera, asicutera, asicutera che non torna mai. Nanne dumeo, so mundo ergai, asicutera, asicutera che non torna mai. E si non c'era impostate pinza che non distrugge del campo se pinza. Un dasti barana in campidano, tra tante solo somara e oceano. Nanne dumeo, nanne dumeo, nanne dumeo, ma so mondo ergai. Asicutera, asicutera, asicutera che non torna mai. Nanne dumeo, so mundo ergai, asicutera, asicutera che non torna mai. Adiós un anni te ne di conto va che tu furbo pezza da tonto che tanto ya lo vide se ma su mondo ergai asicutera te non torna mai. Nanne dumeo, nanne dumeo, nanne dumeo, ma su mondo ergai asicutera, asicutera, asicutera te non torna mai. Grazie Almeda. Teniano in mente di fare un attimo, ma a sos tempo so currene e non badora. E tanto buon ringraziamo il Meda di questa
suonato a Ostrade, ha suonato a Parisi e ci ha fatto piacere, insomma, devo scurtare di scurtare la musica irlandese Paris King Boys. Colammo scommo a su canto a tenore, grazie. Mi leo pezzi un minuto su tempo de che leare sul microfono e ponnere sul microfono su tenore. Su canto a tenore li schimmus tutto, e su manco gusto penso che li schemmas tutto. È riconosciuto da UNESCO come uno dei suoi beni immateriali e patrimonio dell'umanità, non pezzi della Sardegna. E si lualete, la verità è si lualete. Si lualete per la qualità che ha scritto mantenere a tempo de oie, per l'originalità delle cantate, per il suono che sono pezzi il nostro, che non si accattano in per uno altro luogo del mondo. Bada si mizzo, bassono il culturale, magari un atteranno musa se terra lo potremmo dedicare a questo. A sono de sa scantata al di ula, de altri popoli del suo mondo e del suo canto a tenore nostro. Ma donz'anno in questo attobios che hanno fatto, sempre su tenore bestistato. Che su tenore pregada, che su tenore fa che ballare, che su tenore canta s'amore, su tenore in donzi argomento beste. E su tenore ha girato tutto il mondo, da innanti sede su riconoscimento UNESCO, da Auckland che in azzurra, su tenore dei bitti, finzas a Los Angeles, da Tokyo, Rio de Janeiro, non vada pesso nazione, se no esca qualcuna di cui a beru pago con nottas, che su tenore non va pa cantato. Però oggi vos presentiamo uno tenore sardo, che canta sa tradizione nugoresa e che in questa serata bigherede una cosichetta che si è proprio sa nostra. Tanto su tenore, piccotto, che poi qualche cosa di nuovo tenere, che beste su cantatore per il manno, predu, bisogna solzovanos che cantano a sa maniera del solzovanos, e beste Giovanni Contra, che è uno di quelli che a sta tradizione vi tiene davvero. E tanto scrutate bollo, boche seria, boche ballo e muttos. E si murdai vida e su manzano in babbo a caduare vesi su teracco che linavan rimondo cada la mano a mano e a babbuli penedi su
era cubano e ha servito ma bracesi apenas andamo reposado num momento e simos que rimundo a vontade. Lapponado in oghe telinana e su mi rispondete. Ed Dio m'ha dato allegro e contento e quando vedi ammasave una e quando su kentu kimbantu su kentu magimbantu su no se dirá no se dirá reggimento
e chi su imbantadoso. E no se esas campanas de oro suona su Papa e Roma prime comunicare. Las campanas de oro no sin de abbasta gomma de dinde cancellare da su mio coro. Casa eschiolades abba 20 anni e vinas a terra moro. Casa eschiolade ne si produardiet canda a bidere a coro salarmi imprestade. Avvisa il suo dottore, gli dà 3 ripassadas sul libro d'Omero, quest'una studentina. Avvisa il suo dottore, su gigantista zero ebro de amadanina, no verdi, no esprusere nada, el dichiara de amore. Grazie. Prova, abbisemmus, perdonatemi. Grazie al Meda su d'onore Picottu, a Terosanno il Menzusu, che in salute. Gramo commo posso salutoso su direttore scientifico de Sisre Marco Mulas, a Bobiaghere, Marco Beni a Curzammie. Grazie. Questa gente che finanzia questa manifestazione. Con Bustiano abbiamo innanzitutto deciso di attuare il bilinguismo in onore alla lingua sarda, quindi lui parla in sardo e io in italiano. Volevo raccontarvi velocemente di cos'è l'ISRE, molto velocemente, in qualche secondo. Noi siamo un ente che è stato creato da professor Lilliu nel 1972. Lui aveva questa visione della cultura sarda proiettata nel mondo, dello studio della cultura popolare sarda e di questo grande popolo che in un ponte ideale con le culture, le civiltà del Mediterraneo e del resto del mondo dialoghi e approfondisca le proprie competenze e conoscenze anche musicali in una reciproca come dire, volontà di scambio. E quindi dentro questo si inquadra anche questo momento di stasera. Noi finanziamo e produciamo il Festival itinerante dei linguaggi poetici e musicali, che
ha diverse tappe che realizzano dei convegni, seminari, laboratori didattici e poi anche grandi serate come questa. Io credo che oggi professor Lilliu sarebbe orgoglioso, no, di questo grande scambio che c'è stato. Io lo chiamerei, Bustiano, musica transculturale, no? Oggi abbiamo assistito a un momento di musica transculturale dove le culture diverse si parlano e producono un momento musicale estremamente importante, anche proprio sotto l'aspetto della tecnica, no? Di canto, di suono e della trasposizione nella musica di quelli che sono i significati che la cultura sarda e le diverse culture, anche affini come quella irlandese per alcuni versi, hanno. Io vi auguro buona serata e vi devo dire una cosa: il futuro della Sardegna è nelle sue radici, nella volontà di sviluppare un ponte con le altre civiltà, ma dobbiamo ricercare le nostre radici, perché è lì che il nostro futuro si può sviluppare. L'etnomusicologia è un campo di attività molto importante per l'ISRE e continueremo a lavorarci per tanti anni. Vi ringrazio per la serata, perché questa sala piena è bellissima e non capita spessissimo, ma è bellissimo, e vi auguro buona serata, buon lavoro. Grazie. E come ti fimo di accordo io torno a Susardo, Vinzasca, a mia manda in mezzo, ma grammato pocusso che lo fa in sardo, in italiano ben a mezzo da me. E torniamo su a intendere musica e a parreionare pago. Riccardo Pittau, Project, Intrade può piacere, amico il meoso. Gente connota i suoi ambienti del su jazz, del su rock, Vinzas. Riccardo Pittau è un musicista jazz, ha collaborato con me as artista in Sardegna e fuori dei Noche. E nel radio commenta da capitare boattero che abbiamo a intendere Gustusero a scoprire la sua musica nostra. È diventato un improvvisatore a mutetto, se Vinzas è repentina. Ha imparato a suonare alla Uneddas. E conosce questa cultura musicale sarda beru canto a solmenzus. E poi Ignazio Cadeggio, un studioso, ha studiato in Oget, in musicologia e sul conservatorio, uno suonatore di chitarra che viene dai su rock, fregatore fino al di chitarra. È un rockettaru a pizzino, poi anno se anno, chi torna da a sua musica sarda e presenta sa tesi, quando si è laureato in Oche, sopra a Nanni Serra, su suonatore Pulmanno che mostenti in Sardegna di chitarra campidanese. E Massimiliano Toro, che percussionista e sta giunto a sa tablas e da in cui è mannato non mi so movito bruso. E si strumento mio, un strumento che si liga a meda, bene meda, che sol ballo sardos. Sonate.
Grazie Almeda, per questo ballo che come tenaria da Franceschino Satta, un ballo pilicano, meso antico e meso nuovo, bello, tondo, paretovo, dura finza a San Manzano, casi lo lasciamo su, finza a San Manzano, grazie a Sadorra di questa bella sonata. Venimmo su a una idichedda minore del su margine, Orticale, una idichedda come tenera da Bernardo Orta Giacobbi, sull'ultimo trivaglio su, bidda al minores, musica al mannas, proprio su titolo che la chiede fidutare. E in noi che siamo in questa condizione, su una idea minore, che però tiene un montone di tradizioni poetiche e musicali. Oggi grammiamo su concordo sa senasa, gli diamo su tempo di si presentare. In Orticale naran concordo a su che li nammus tenore, ma naran concordo a su chi si canta in creia, sa canticoso de gresi. Li naran concordo a ballo e concordo di chi da santa o chi da santino. Sempre concordo, che concordo sto ad essere può cantare e concordo deve essere su sono. Isso nos presentano costusero due canticos, uno che è proprio dessa tradizione orticalesa, studiantina, e un altro che è un adattamento a soscantico il borticaleso so fatto parischi su mastro Gigi Oliva, su Santus. Forza, Borticale. Sa bella e graziosa il Porticale appel de santo padre situata sa bella e naturale
Sa bella e grazia, Grazie Almeda a su concordus a Senas de Ortigale. E come venimmus invece a un'altra questione che ci interessa a me. Da noi siamo ospiti sinoghe del suo conservatorio di Castello. Non vi potete essere sa presidente, sa direttrice del suo conservatorio, che vi saluta, ma
Tenimus uno de sol mastroso, Fabrizio Marchionni, che gramammus a su pianoforte, gli domando di andare a su pianoforte, chi è si strumento usò, un mastro in oche del suo conservatorio, apprezzato meda, una persona che però io conosco da meda, che è interessato sempre della musica nostra, da sempre. È entrato finza in arreio uno schinnoisi sul settore namus di etnomusicologia. E in oche t'ha fatto, e vos presenta una cosa troppo bella, che in su secolo del sottigentoso, a Sacabu de questo secolo, un musicista, Luisi Silesu, su babbo de quello profamato, Lao Silesu. Quindi questo Luisi e te vagade, decidi di iscrivere sa musica del suo ballo alla unedda, sa sa vine sottigentos. E nos ha lasciato questa prenda, uno che in tutto al nota al dedando, trascritta sa po pianoforte, e oggi noi stenimmus a beru sonore dell'intendere, dell'uvagere intendere, vinza a so sardoso, che sono collegato, che sa radio televisione sarda in questo momento. Fabrizio Marchionni, su ballo di Luisi Silesu.
Questa serata è il bella beru, Questa come te ho apponato vedo una prenda che non mostra un'altra questione che non ha apponato tanto, che questo tempo che mutata è la meta che mutate. Questa è una composizione de sottigentos, de sa fine sottigentos, trascrizione de sallone dal detando. Su tempo il mutende da meta, sa sonata su pianoforte dessa musica nostra bivinta e tanto. E come con la musica a su canta chitarra, ma prima Gramos, a presidente del su Rotary, Maria Rosaria Piras, hanno il battire su saluto, poi questa manifestazione si fa che ne si siamo azzuati, niune fa che nulla sa sola. Su Rotary nos azzua dai anni e poi questo è il giusto che come non è da, ma poi non si azzuende, perché ci venite incontro e contribuite a queste nostre manifestazioni. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, è emozionante vedere una sala così piena, grazie per la vostra generosa presenza. Allora, noi siamo qui come Rotary, sono la presidente del Rotary Club Cagliari Sud, e ringraziamo per averci voluto in questa collaborazione gli amici di Musas Terras, in particolare che conosco bene l'amico Paolo Zedda, con il quale collaboriamo veramente da molti anni, e portiamo avanti un progetto di raccolta fondi per un amico comune che è Don Carlo Rotondo. Don Carlo Rotondo, sardo, cagliaritano, ha adesso una missione in Tanzania, a Pauaba. La Tanzania, ricordo che è uno dei paesi più poveri dell'Africa, cerca di portare avanti un progetto, cerca di costruire un ospedale in una zona, un punto nascita, dove nascono molti bambini, non certo come da noi in Italia. E questi bambini hanno una vita cioè mortalità neonatale molto alta, bambini che muoiono di malattie infettive, non hanno ospedali vicini. Quindi è una cosa in cui noi crediamo veramente tanto, è un nostro progetto rotariano. Vi ringraziamo perché è un progetto insomma comune. Sì, schimmuso che Paolo Zedda è amico personale, Vinza di Don Carlo. Assolutamente. E tanto questo contributo nostro è una cosa minore, ma poi visto il mancare il manna. Ma erano anche, che sappia io, compagni di scuola, quindi questo non è rischia. un'amicizia di vecchia data. Anche noi l'abbiamo ospitato, ci ha raccontato la sua esperienza, è stato molto bello. Poi teniamo un video che mandiamo a Savine. Sì, dell'esperienza sua che non saluta da Esafrica. Ah, bellissimo, questa è una novità, non la sapevo. Lo teniamo a ultimo. Va bene. Io volevo solo rubare 2 minuti per raccontare chi siamo noi del Rotary. Noi siamo 1.400.000 donne e uomini nel mondo che offriamo le nostre professionalità alla comunità locale, nazionale, internazionale per creare, ci crediamo, cambiamenti positivi anche in ognuno di noi. Noi abbiamo una mission che è quella di promuovere la pace, promuovere la salute, combattere le ineguaglianze, combattere l'analfabetismo, portare l'acqua potabile, combattere le malattie. Ecco, per questo mi piace ricordare che uno dei traguardi fondamentali del Rotary Internazionale, perché questo è stato fatto con il maggior contributo del Rotary Internazionale, nel 2026 si stima che sarà eradicata la poliomielite. E questo è un risultato veramente storico. Se voi pensate che l'unica malattia nella storia dell'umanità eradicata è il vaiolo, bene, la poliomielite sarà la seconda. E ancora in ultimo voglio ricordare appunto la collaborazione storica con voi, perché già 3 anni fa, allora avevo un piede rotto, adesso ho il braccio rotto, ero salita su questo palco per ringraziarvi della collaborazione per la raccolta fondi per un nostro service continuativo molto importante, che è quello degli orti del carcere di Utah.
te lo ricordi, sì, degli orti del carcere di Utah. Ricordo bene. Sì, dove praticamente grazie ad un nostro socio agronomo sono stati ricavati e portati alla coltivazione dei campi di proprietà del carcere che erano utilizzati come immondezzaio. Qui ci hanno lavorato dei detenuti volontari, hanno imparato a coltivare la terra, hanno imparato un mestiere che a fine pena potrà rendere possibile la loro vita e soprattutto sono state prodotte ad oggi, il progetto è iniziato nel 2019, ben 72 tonnellate di ortaggi, quindi un progetto a 360 gradi perché gli ortaggi vanno a Don Marco Lai della Caritas, permettendo di sfamare tante persone che non possono permettersi neanche di mangiare. Quindi concludo ringraziandovi veramente tanto, ringraziando Paolo, ringraziando gli artisti per questa fantastica veramente serata e tutti quanti voi per la vostra generosa presenza. Grazie mille. Grazie. E noi ringraziamo su Rotary che nos permette di fare questa opera, adesso partecipa il noi spuru, che su biglietti ostri, su chi noi si balanziamo su vagu geste da questa manifestazione, se commentate inteso, anda da chi è andato in meda per il bisogno di noi. E come torniamo su a questa musica, su canta chitarra. Pietro Nieddu, Daniele Giallara, chitarra e boghe, una tradizione de Gudal Mannas che tenimus de Gudal dei Spantu. Bonde damo un assaggio, noi si è meda, che questa, quando si fa questa gara chitarra, perché in 3 ore solo posso tutto scantata, se solo posso chitarra, potete immaginare. E noi che dedicamo il 20 minuti a 3 canticos. Vos presento il primo il duo, il primo è su canto in re, che uno tempo se ne era da Bogheseria. Su canto in re, su canto proprio del suo massaio. Quando la chitarra è entrata in Sardegna, questa è proprio saoghe, che innanti il fippezzi a tenore, che poi cola da essere accompagnata alla chitarra. È un'altra di questa occasione, se non comprendiamo che su tempo mudaiamo da sempre. E poi su Miellà, uno cantico bosinco, de Bosa, de Massaios e de Piscatore de Bosa, che diventa cantico de tutta la Sardegna. Seguíamos una
Columba non dorma al sola, naraiada, circa d'una companzia, si intende se saoghe mia, a beri sasalas e bola. E come colammus a sa corsicana, poi te l'ammo lasciata a banda sa corsicana, che sa corsicana è corsicana, non è sarda. Custas fini sardas, locutoresas, de bosa, sardas. Sa corsicana è corsicana. Sos tempos mudaian, adesso sanno strinto, sanno il baranta, e sol gadduresos, che vin sempre un brinco da esa Corsica, impareian cantones corsicanas pur, ghiraiana e che l'albatiana a Sardegna. Una de gustas cantadas, che in un faddo ciccheddu mannoni abbattitu in Sardegna, è diventata sarda, adattata che su tempus a bella bello. Finza a giompere a entrare in cussa che potremmo narrare resta una suite de musica sarda a chitarra, sa gara logudoresa, che sta entrata in intro e come fa che parte della cultura nostra, ma il benedata è ora, e tanto nos ascoltiamo questa bella corsicana in Gaddurisu. Corsica
Grazie Almeda, Daniele e Predu, ad altre occasioni. Deppia ad essere che noi si questo sera battire so saluto suo finza sa su presidente de Sisre. Ma Stefano Lavra, ma te cherimmo su questa influenza in questo tempo è davvero facendo danno al namus. Non alleato con questo sera su presidente che però non saluta, che non ste vedendo in televisione, a Pischito Como, che sta vedendo in RTS su canale 79. Questa cosichetta nostra che siamo vivendo coi finza sa comma su manco tutto bene, spero io pure di essere andato sempre bene. Salutiamo Stefano, gli facciamo un applauso e ad altre occasioni che si spera di essere presente e da non poter salutare in presenza. Gramamos como sos amigos de Orosei, sos cantadores a tenore e a concordo de Orosei, su tenore Antoni Milia e Zoe Pia, che sono da chinissoso in questo progetto che hanno fatto. Come Bolnara Zigu, chi sono questa gente, ma in un minuto, su tenore de Orosei e il de Guddoso, ma non solo questo tenore Antoni Milia, sono tenore il de Orosei. Sono di Guddoso che si quieren sempre sconfrontare che sa musica nuova, sa musica de Sardegna, ma finza sa musica del mondo. Collabora anche in tutto, fa un montone di progetti. Da esas cantone del seus popolo stuva, finza sa pianoforte, e violoncello, il viola, a beru jazzistas e musicistas classicos in tutto il mondo. Sono apertura che teniamo noi. E finza su tenore Antoni Milia è entrato in questa raglia di questa tradizione nuova oroseina. In oghe a boia da una musicista sarda, de Mogoro, una zofana de Mogoro, chi ha studiato su conservatorio in oghe, in foras puru, e chi da esa schirca sua, e da esa passione che il bene da pustil d'essere bessi da fora, di comprendere sul valore della musica nostra e di la leggere in una maniera differente da come mancare vinza se come l'hai appessata e scurtata. E tanto appessato, intanto che impara a suonare alla uneda, sa zigu, che mi pare che sia un strumento che può servire in queste occasioni, sonazzos e altro sono il della Sardegna, che si intende scommo. Nos presentano due cantici su Ninnu che siamo in tempo di Natale e su ballo turturino, uno dei sol ballos più sconnottos tra sol ballos a tenore.
Vente che due mare leno veneta mallentare sulla orea. Mancare si arbono mesadore on semana tandaco me sueno molino se aprimos de lampadas dumba hamba 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 Grazie Almeda. Come salutiamo su atteros che nos hanno azzuato, noi si commenta i dite se facciamo tutto in sardo, gramata mia bucus. Ma che non sia su campitanesio, perdonatemi, io questo isco e questo faeddo. Scio questionai su campitanesio pure, troppo pago do scio questionai. E tanto due associazioni che si dedicano proprio alla lingua nostra. Lingua Bia, Fabio Usala e Silvia Schirru de Spacciata Sabregungia. Chi comincia da voi, Silvia? Comincio Deo, saluto a tutti. Spacciata Sabregungia è una associazione che viene da pari babus e mammas di tutta la Sardegna che ho l'intipesa i sfilus e i sfilas in sardo. Poi pensavo che vetti che stiano andando su sardo con i spipius, su sardo potete seguire a bivi. Che se lei si conosce meglio, potete castia in Facebook e in Instagram, che se lei si iscrive, non si risponde.
Grazie a tutti e ben agattausu, deo chistiono a nomini de Linguabia, nosu vaeusu formazioni, ho pesau una scuola de sardu in Castello su 2016 e iniziando su vaeusu formazioni in sardu. Ho tentato maniera di traballare in sul mondo della musica sarda e torno grazie a Bosato, su Bustiano, a Paluzzedda, se si dona questa possibilità di arzare a palco e questione adesso che fa io, su poi a Savini, chi ne traballare con su sardo è naturale andare a traballare in pari con artisti che con questa lingua sarda fanno in soro de arti in Areus. Grazie a te. Grazie a voi, sì. Grazie al Finza a prodotto su chi fa chides, che noi sa la questione della lingua abitiamo il meta, Massimo io. Come un progetto che è di Paolo Carrus, sul nuovo ensemble di Paolo Carrus. Formazione jazz, a me mi aggrada a me che è un progetto che viene da Edesu Meta, che è tutta gente che si è occupata di questa musica nostra che rende della unire parisi che questa musica del mondo. Ha cominciato dal 92 Paolo Carrosu, che donato Paolo Fresu, che in suo progetto Sardegna oltre il mare. E Poscas ha fatto quest'altro progetto in 98 che è su CD Ondras, che in orchestrazione jazz dessa suonata nostras. E tanto ballos e launeddas, cantadas a tenore, atteras cantone sardas, s'abboiana, che in suo strumento de su jazz. E bessi da campo una musica che è il Noa, ma chi non banda bene all'inarrere chi non è sarda.
Mi pare davvero che possiamo accontentare questo sero, Musica bella tutto, surtimuna. Come se teniamo su collegamento che il padre Carlo, che è un mentovato, che è presidente del suo Rotary, nos ha mandato 2 minuti di un video che ha fatto questo spizzino di questa missione in Tanzania e come non la baidamo sparisi. All'inizio che c'è una schiera di talebani. Non giusto. Ma a me piace. Dell'associazione tanto carissimi spettatori e spettatrici di questa serata che state vivendo a Cagliari nella studio per Dall'Africa sono Don Carlo, un sacerdote, Don Carlo Rotondo, sacerdote della diocesi di Cagliari. Deovurus Eusardu, Castedaiu Stampacinu, Devarte Babbu, Siniesu Devarte Mamma. E sono qui nella savana africana, nel cuore della Tanzania da 2 anni e desidero salutarvi e mandarvi gli auguri di buon Natale insieme a questo gruppo di bambini e di ragazzi che grazie al volontariato del maestro Kevin in questa scuola fai da te stanno facendo un po' di ripetizioni per poter migliorare il loro rendimento scolastico durante queste vacanze. La scuola riprenderà a gennaio. In questo periodo stiamo servendo questa popolazione, più o meno metà della provincia di Cagliari, una popolazione che va tra i 50 e i 60.000 abitanti. Non possiamo essere precisi perché molti vivono nella savana e non è facile censirli. Li aiutiamo oltre al servizio religioso, ovviamente come Chiesa Cattolica, li aiutiamo nel settore della sanità, stiamo cercando di tenere alto il livello di un nostro semplice ma preziosissimo dispensario, li aiutiamo nella dimensione didattico-scolastica, abbiamo più di 8 scuole primarie, 4 scuole secondarie e un numero indefinito di asili. E poi anche l'aiuto nell'attività sportiva, perché anche lo sport è un modo per migliorare la vita delle persone, in particolare i bambini e i ragazzi. Ci siamo anche inventati qualche microcredito per poter migliorare anche la vita dei giovani, in modo tale che non vadano via e abbiano un'attività qui in loco, soprattutto nel settore agricolo. Che dirvi? Dirvi grazie perché vi siete aperti a questa esperienza africana e perché avete aperto il vostro cuore alla nostra realtà di Pawaga in Tanzania. Grazie di cuore e permettetemi di dirvi e di farvi gli auguri di buon Natale. E questi chi sono? Adesso ve lo dicono chi sono. Nosu Zeusu, Ispipiusu, De Don Carlo. Tra la lera 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 la lera, tra la lera 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 la la. Buon Natale! Buon Natale! E mi sono dimenticato una corsa, una cosa importante mi sono dimenticato. Forza Casteddu! Vi provamos. E speriamo che la ripresa di stasera sia in mezzo di gussa, Saudio Buru, in cui vi fate un telefonetto e lo ringraziamo però di questa cosa bella che ci ha mandato, di questa esperienza, di questo impegno che sponsende in Tanzania. Gramamos a noi su protagonista di tutta questa manifestazione, ma non pezzi di gusta.
dedotto su progetto Musas e Terras del 2023, che è su presidente de Campos Paolo Zedda. Grazie Zabustiano. Noi in Campos teniamo un bello sistema. Uno potete barrare presidente 3 anni, poi sta a terra, intrassati. E pago male. No, è vero. Se si torna da candidare lo torniamo a fare il presidente. Credo, Paolo, che questa esperienza di Occanno sia stata bella meda, resessita, non lunara da questa sala plena, ma non lunara da tutto su che abbiamo fatto. È vero, una cosa di spanto. Beh, grazie a Dio, tengo un montone di grazie a Dio Rai. Tanto si comincia con questa famiglia mia, moglie mia e figlio mio, che mantiene pazienza in questi 3 anni, che non è pago. Poi, con il suo direttivo, lo vai su nomini di ognuno. Daniele Giallara posso cantare chitarra, Gianmario Cossu posso cantare tenore, Gigi Oliva, vicepresidente, posso cantare concordo, Roberto Corona e primo Orlando Magia posso la musica della Uneddas e Matteo Cucca posso la musica degli strumentus e poi ancora Giuseppe Porco posso cantare a poesia Logodoresu a Ottadas, Alberto Azzori Posa Repentina, Mauro De Muro posso cantare Muttos, Antonio Ivani posso cantare Muttetus, collega mio, e poi insomma tutti che mi hanno aiutato come io ho provato qualche nulla, io, ma il grammato giustamente io li scrivo il biso sempre. Devo ringraziare di Aderus a Sisre, all'Istituto Superiore Etnografico, poi che si è piegato impegno di promuovi, di trasmetti, di studiare, di allogare su patrimonio aici in mano della musica nostra. E poi c'è uno grazie a che lo fai a Saccabata, che è speciale, poi che magia da sola, non arrennescinti. Però è bello avere canto facci, canto sensibilità, canto colori si può tenere questa musica nostra e canto prospettiva si può castiare. E tutto su interessanti, tutto su con possibilità di ottenere sviluppo e portare, ci fa sperare per su tempo benitori. Noi abbiamo fatto conferenze aperte in Olbia, Oristanesi, Nuoro in Castello e poi concerti in Tortolì, in Portigali, in Ghilarzi, in Burcei e poi un convegno scientifico curato dall'Università di Castello che ci ha aiutato un meda e noi e poi un incontro con i scolas e poi questo concerto di serrata. Grazie a tutti i punti presenti, uno grazie a Diaderus, De Goro, De Odolonai, a Ottavio Nieto che stiamo a parlare, non so chi dubbiasi, di sicuro non intendesi, per stringermi a mano. Magia sa che non due calan con questa bacchetta magica non arrennesci. Grazie a me, a Trosannus e a Gidu Cosei un saluto. Grazie. Grazie a te Paolo. Grazie a Beru Bosuga al fatto non pezzi o cannu ma in questi ultimi 3 anni. L'ultima parte musicale non l'ha mollassata quasi proprio che è una festa del Suballusardo. Gramammo su, me l'hanno scritto in italiano ma io non ve la faccio a leggere in italiano, sono il del Suballusardo. E teniamo su Bruno Camedda, Asael Camedda, Roberto Corona e Gianfranco Magia. Suonatore il De Cabale, Babbu e Fizzu. E noi che teniamo su altro esempio di su che abbiamo nato a su comincio, di come finza sono pizzino, come Asael appassionato di rock, di tutto, altra musica, poi pone fatto a su babbo e narra, ma lì schisi che questa musica nostra pure è bella da suonare. E tanto si è sposto paresi, e questo è un esperimento a noi. Meso a 1000 altri so che Bruno non ha fatto, che ha posto pare il duo suonatore della Unedda, Savari Schinisse, e oggi nos presentano questo esperimento. E gramammo a ballare su ballo sardo che nos sana a suonare, sal ballatore al De Castello che tenimmo, desi scuola de Cristiano Cani, e ballatore si spero che bappa pure.
e chi hanno a ballare in basso, in cui non ballo, qui no, che sopra su palco abbiamo pensato che non fida tatto, poi, e tanto come nos intendiamo gusto e poi nos saludamos in tranquillità.
Commente vos pare che abbiamo serrato bene, mi pare, che è questo ballo vedo una cosa vero di spanto. Grazie al Meda, grazie a Mastro e tutto il resto, adesso il Mastro so, grazie al Meda, vero. Devo ringraziare io pure, mi l'ho appuntato, che se no mi dimentico, so ringraziamento. So ringrazio intanto a su service audio, musiche live de Nuoro. Joe R. Possuledwall, sa grafica de Massimiliano Azzeni, RTS, Radio Televisione Sarda, de Ettore Cubeddi e di Ottavio Niedio, che nos ha fatto umilmente del direttore de Valco, che se fin mezzo de me in questo ruolo che ho fatto io. Ringrazio Campos, Podotto su quel fagende, su presidente che abbiamo visto, Sisre, Torra, che è importante meda su che siamo resessendo a fagere in questo anno. E ringrazio tutti voi. Torro grazie a donzuno di voi si può essere bennido intanto, poi non sarà razzuato questo sera e può essere abbarrato fino all'ultimo in una cosa goi longa, però una sua verità fino al goi bella, sa verità bella meda. E saluto che nos hanno scurtato e abbaidato in RTS, in sa diretta, in sa pagina internet de Campos, de Sisre, che non sono seguendo dai dotti su mondo, sono sardos che sono fuori e sono sardos che sono in Don Missoro, che saluto uno per uno. E tanto serro come te serro sos poetas in Salgara, no? Saluto a tutti, minores e mannos e hanno il bidesanos, pokentannos. Grazie.